Bella raga, ciao a tutti del comandone veneziano, siamo al Petronas Le Tour de Langkawi, insomma il tour della Malesia, il Malaysian Tour. Abbiamo tappe di pianura ma anche due tappe belle importanti di montagna, quindi ragazzi dobbiamo fare cose buone perché voglio portare a casa un buon risultato. Vai raga, siamo all'ultimo, alla prima tappa in Malaysia. Ma sì, proviamo, tanto chi se ne fotte, anche se non siamo velocisti. Il Cube ci prova, non si sa mai, cadono tutti davanti. Vabbè, dai, comunque poteva andare peggio, poteva andare peggio. Siamo 17esimi, molto bene, molto bene. Adesso la prossima è già una tappa di montagna molto, molto complicata. Risultati. La forma non è delle migliori, però proviamoci, raga, non è che abbiamo tante alternative. Forma 80%. Siamo a fine stagione. Distruttiamo la tappa di montagna, però in realtà l'arrivo in discesa. Staremo a vedere. Vai raga, siamo a 15 km alla fine. Devo capire cosa fare. Abbiamo il Sepulveda a 41 secondi. Un po' devo cominciare anche a capire di... Vediamo se riesco a buttarmi un po' in davanti. Mancano 9 km. Adesso abbiamo un punto magari di montagna, vediamo. Dipendenza. 5 km, però qua non vedo che tutti stanno tirando per un arrivo in volata. Non mi piacciono gli arrivi così. Devo partire un po' prima se voglio. Però sono velocisti qua. Poco da fare purtroppo. Non è di certo il mio arrivo questo. Tredicesimi, non male, chiaro, però una tappa di montagna, ma con l'arrivo praticamente per velocisti. Abbiamo fatto poca selezione, sono arrivati i big e ciao, c'è i big, quelli superiori a me. Vabbè, è andata così. Un tredicesimo nella generale. Siamo ventesimi. Giovani, siamo ottavi. Vai, dai. 10 km. Oh, noi magari ci proviamo sempre a fare qualcosa di grande. Dovrei partire un po' prima, però. Beh, sì, proviamo tanto. Non sono di certo queste le gare che dobbiamo vincere, però magari sbagliano la volata, qualcosa. Non si sa mai. Stavo cominciando a prendere ma sono troppo veloci questi in pianura. Noi siamo pippe. It's impossible, Cube. It's impossible. Questi stanno tirando come disperati. Guarda il Cube come ci prova. Beh. Contro i velocisti, lei è un po' impossible. Però se stiamo sempre tra i top 10, qui 20, può essere anche positivo. Non lo so stavolta. Forse... Sì, vabbè, dai, io mi accontento, almeno mi vedono, lo sponsor è felice, lo sponsor è felice. Tra l'altro no, assolutamente possibilità in queste gare per velocisti. Generale, rimaniamo, guadagniamo una posizione, 19esimi, e per i giovani siamo settimi, questa è una cosa buona, però è chiaro, sto a aver Serrano, è un bel rompiballe.
Adesso vediamo. Questa è la tappona da vincere. Se vogliamo avere una chance di vittoria, questa è la tappona, signori. Ragazzi, non credo di aver chance, sono già distrutto. Purtroppo. Siamo nel classico falling behind. Sono qua davanti, ma morto, purtroppo. Ci stiamo anche provando, ma mancano 8 km. E adesso arriva l'ultima salita. Sembrano stanchi anche gli altri, però speriamo. Speriamo. Ci stiamo provando a tutti i costi, ma vedo che proprio non riesco a tirare, non riesco neanche a fare uno scatto. Ahimè. Veneziano comincia a essere veramente stanco adesso, eh? Sì, comincia a crollare negli ultimi, con le pendenze un po' più alte. Cominciamo a crollare, niente da fare. Non siamo ancora pronti, sta nevicando anche, sta nevicando. Facciamo l'immagine copertina. No, è l'unica cosa che ci rimane. Non nevica più, no, nevica ancora, nevica ancora. Ormai è andata. Non siamo ancora pronti per i tour, diciamo, importanti. Vabbè, è andata così. Arriviamo comunque in top 10, che per carità non è male, 12esimi. Però siamo in una forma schifosa. Forse potevo, come si dice, fare un programma un po' diverso. Probabilmente mi sono stancato troppo nella parte centrale. Però speravo in qualcosa di meglio. Sono sincero, i parametri ci sono. Probabilmente non so se alla fine. Vediamo, sì, ma comunque anche tra i giovani non credo di finire in posizioni nobili. Purtroppo. Poi ci sono anche con la squadra, il fatto che non abbiamo rinnovato il contratto, c'è un po' di tensione, un po' di maretta, come si suol dire, un po' di maretta. Tonelli bene, Veneziano 13esimo, vediamo nella General, Veneziano comunque è decimo, nella General. Montagna 14, giovani terzi, beh dai, questo è positivo però, che siamo terzi e primo come squadra, la squadra è anche forte, ma Veneziano non ha rinnovato, ok, vabbè, chiaramente non sono andato a fare 25 km, non potevo stancarmi. Guadagniamo qualcosa, ma niente di eccitante. Adesso vediamo un attimo la situa. Ok, entriamo in ottobre, quindi siamo a fine season ormai. Tappe sono tutte tappe, se non erro. Così, quindi la vedo un po' difficile. Ormai la classifica è andata. Ah, alla fine posso ancora accettare, ok. Oh, boh. Allora accetto, rimango. Sì, rimango al Team Polti, che è un buon team. Ok. Alla fine siamo andati quarti tra i giovani e 19esimi nella generale perché per aiutare il mio leader Serrano sono crollati in una gara in pianura. Siamo a perdere. Non commento neanche. Dai, siamo rimasti là. Adesso cos'è che abbiamo? Calendar. Abbiamo trofeo tessile. E basta? Qua 17 punti, ma vabbè, ormai sono. Vabbè, la stagione è finita, raga, abbiamo sto trofeo tessile, cos'è? Ma in realtà ce la possiamo fare, è un trofeo alla nostra portata. Cosa devo fare? Mm, sì. Ormai ho già fatto tutto, dai, manco, ma sono più tranquillo, che sta è una squadra che mi può dare molto anche nella next season. Adesso vediamo, andiamo all'ultimo trophy.
e poi finisce la season. Madonna, è bella, sì. Secondo me possiamo provare anche possiamo tentare la vittoria. Dai, cerchiamo di finire la season bene. È chiaro che ho una forma di meno 3, ragazzi. Cioè, io non capisco tutto, ma mamma mia. Siamo un po' veloci qua. Non siamo ancora nella salitona. Però è chiaro che andrò a perdere tanto, secondo me. Proviamo un attimo a entrare un po' più nel ritmo. Otto fottutissimi chilometri e siamo già a pezzi. Che bello. Santuario di Europa o d'Europa, non conosco sinceramente, chiedo venia. Proprio siamo troppo stanchi. Se voglio rimanere in... Provo a tirare così perché non ho alternative. No, ma non ce la faccio. No. Appena mollo, ciao. Sì. Mamma mia. Altro che top 5, sì, ciao. Proprio crollato. Cioè, non potevo fare niente, non ho tirato fino adesso che stavo mostrando le immagini. Sono crollato da solo proprio. Che bello, che bello. Troppo stanco alla fine, proprio per fare questa gara. Potevo risparmiarmela, sinceramente. Andiamo a finire la stagione un po' così, però, Fioi. Sono arrivato alle ultime gare proprio spompato. E cerco di, visto che ho più punti per il prossimo anno, cerco di scegliere le gare giuste. Le gare più adatte al talentissimo. Siamo arrivati 30esimi. L'obiettivo era top 5. Diciamo che ci siamo, dai. Ci siamo. Ok. Ciao. Stanno un po' incazzati, ma insomma, bello. Teoricamente l'è finita la season. Buono, ci becchiamo tra un po'. Andiamo a vedere le classifiche di fine anno. Vediamo Veneziano dove ha chiuso. 509 con 170 punti. Babini. Ok, il Belgio. Vittorie. Vingegaard ha fatto il maggior numero di vittorie. Veneziano teoricamente una. Vai. Come primo anno ci può anche stare. Andiamo a vedere gli archivi. Allora, Vingegaard vince il World Tour, diciamo, e gli Emirates come squadra. Milano Sanremo Milan, Van Vladeren, Pedersen, Van der Poel, Vingegaard, Pogacar, Madonna che folle, Evenpool, Tour de France lo vince Vingegaard, Michael Landa, che sbocca ancora vivo alla Vuelta, e Paul Seixas, scuso per le pronunce, Giro Meno segue veramente poco il ciclismo a livello nella realtà. Il Giro d'Italia, vabbè, qua chi se ne frega. Star dell'anno, Vingegaard primo, il Pog secondo, Jonathan Milan terzo. Veramente complimenti. Praticamente il Velo d'Oro, cos'è il Velo d'Oro? Non mi ricordo. Comunque il premio più importante del ciclismo lo vince Jonas Vingegaard. E si gode. Per il Cume, chiaramente. Nulla di eccitante. Andiamo. Finisce la stagione. Buon anno. La stagione dai non negativa, siamo già a livello 6, se è chiaro che inizia il difficile, speriamo bene. Cioè, il prossimo anno deve essere l'anno dove riusciamo a portare a casa qualche trofeo in più. Abbiamo vinto solo il campionato italiano a cronometro, che per carità non è poco, però possiamo far di più sicuramente. Dai, inizia la prima corsa del 2027, trofeo Adrax Polenka.
abbiamo un calendario molto fitto, soprattutto nella parte da marzo a giugno. Insomma, vediamo di riuscire a combinare qualcosa di buono, speriamo. Ovviamente abbiamo ancora gare tranquille per il momento. Quest'anno potrebbe essere l'anno proprio del consolidamento per poi il prossimo anno cercare di puntare già a corse più prestigiose. Vai raga, vai raga, vai raga. Siamo a 8 km, siamo tutti là. Una bella scrematura. E adesso vediamo cosa combina il Cume. Vediamo se il Cume riesce a scattare Veneziano, che la squadra mi ha dato come obiettivo la vittoria. Mi sembra comunque un po' difficile, anche se però abbiamo tutto per potercela fare, teoricamente. No, abbiamo un cazzo per potercela fare. Sono pronto a scattare un po' prima, ma nulla. Abbiamo una forma di meno 3, ragazzi. Con una forma di meno 3 cosa possiamo fare? Cioè, ho provato a fare un scattino, so provo ad andare un po' più a tirare, ma non riesco neanche col cursore. Siamo troppo fuori forma. Questa è una gara che ci serve per prendere un po' la forma, non puoi chiedere la vittoria subito. Vabbè, una roba incapita. Sono arrivato troppo stanco alla fine, cioè come cazzo potevo vincere, non lo so. L'ho preso tanto là, ho veramente cambiato comunque il gioco negli ultimi 2 o 3 anni, Neanche in top 20, sarà felice la squadra. Inizio disastroso, mi chiedono la vittoria, ma con una forma giornaliera di meno 3 la vedo quanto dura. Certo, non vedo grandi avversari contro. Io, raga, ho cominciato a registrare e ho cominciato a fare qualcosa. Ma Veneziano era già in grosse difficoltà con la barra verde e gialla già molto molto bassa. Vabbè, adesso con calma, tanto abbiamo preso, abbiamo fatto la prima gara, abbiamo messo un po' di chilometri sulle gambe, però cioè, è chiaro che si incazzano adesso. Grazie. Adesso abbiamo tra 4 giorni la Vuelta di Comunitat Valenciana, 4 tappe molto molto importanti. E qua vediamo se riusciamo a fare la prima bella impresa. Tanto siamo al livello 7 e godo. Questo è molto molto importante. Mi serve questo. Ah, per adesso non mi fanno migliorare l'abilità, che stronzi. Eh... mm. Non possiamo migliorare l'abilità. Vabbè. Non proprio una bella cosa. Quindi rimaniamo così. Non me lo ricordavo sta cosa, se ho un livello sì o un livello no. E qua teoricamente sono io il capitano. Bisogna cominciare bene, raga, assolutamente. Abbiamo aiutato un po' il nostro leader con 20 km su 30 perché non siamo dei gregari qua in questa tappa. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Noi siamo sempre qua, non si sa mai che possa succedere qualcosa. Proviamoci, tanto non c'è molto da perdere. Manca 1,9 km, è chiaro che non possiamo essere favoriti in una arrivo a tappa, però attenzione, vediamo. Adesso spingono ovviamente. Vabbè, io ho fatto il mio, quello che dovevo fare l'ho fatto. Purtroppo 10 km non sono riuscito a tirare perché sennò veramente ero distrutto. Ho cercato di preservarmi per non cominciare ad andare fuori dal peloton perché non deve essere una cosa bella. Va bene, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Vai raga, abbiamo una forma di più 2, finalmente rivedo una forma gasante. Siamo a 9 e 6 e io me ne sbatto del fatto che non sono il leader. Voglio tentare di fare una bella tappa con un bel giro qui a Valencia, nella patria del Cume, nella seconda patria cumendiana.
Qua abbiamo 7 km, vediamo l'ultima parte è una bella salita, io a questo punto aspetto la fine. Abbiamo tutto per poter far bene, 41 nel peloton, la yellow jersey è del toro, che è un bel toro anche lui, però qua come forma sono messo bene. Quando hai sta forma puoi tentare assolutamente. Con 3 km e 7 Veneziano prova a spingere adesso. Vediamo il Cume se riesce a sfruttare la forma di giornata. Veneziano prova ad alzarsi dalla bicicletta. Vai Cume, ci sta provando il Cume. Prova a scattare. Vediamo se siamo scattati troppo presto. Forse sì. Vediamo. Non è detto, il Cume di forza ne ha, però attenzione, Glogag. Maledetto Glogag. Ma chi è sto stronzo? Ma vaffanculo. In collina non siamo fortissimi. Però arriviamo sesti, dai sesti. Sesto posto non è malissimo. Certo che ragazzi, le dura. Mamma mia. Sesto posto. Avere un po' di pazienza, raga, e il Cume torna. Con una forma di più 2, dai, procede la differenza, sesto posto. Speravo almeno una zona podio, invece Glog e McNulty a Ayuso, Martinez, Globerschrattner. Questa gente qua ci ha superato nella volta Comunitat Valenciana. Attenzione qua, qualcuno prova a tirare. Siamo a 9 secondi, 9 km dall'arrivo. Qua provano a spingere. Forse potevo aspettare prima di fare questo. Attenzione, qua ci provano. Mancano 4 fottutissimi chilometri. Devo provare a spingere perché non posso andare, come si dice, in volata con questi. Vediamo il Cume. Chiaramente non sono le mie tappe queste, però non si sa mai. Io ci provo sempre. Può sempre succedere qualcosa, attenzione, non succede purtroppo. I fenomeni di questa, delle diciamo tappe collinari sono altri, però io comunque sono qua. Mi faccio vedere tra i primi top 20. Diciamo che questa a Valencia è più una gara di preparazione per quella dopo, dove ci sono tantissime tappe di montagna pesanti. Qua è un po' per muovere un po' le gambe. Anche la prossima è una gara in collina, quindi insomma ci vuole un arrivo un po' più aggressivo, almeno un arrivo in salita. Allora vediamo, nella generale siamo noni, giovani siamo terzi, va bene. Va bene. Qua veramente si incazza, però non proprio vuole fare le gregari, a me non me ne sbatte un cazzo di un lavoro in città. Diciamo che dopo sono sicuro che quando prendiamo il via facciamo... questa può essere già più interessante. Vai raga. Mancano 13 km. Vediamo, una forma di più 2. È chiaro che in collina facciamo cagare. Però vediamo. Le possibilità ci sono, secondo me. Le possibilità. Bisogna stare attenti e capire se abbiamo qualche chance. ...9 km, tra poco parte una salita che comunque è impegnativa, attenzione. Non è proprio una salita ipercollinare, ecco.
Gente valida abbiamo, ma... Vediamo un po'. Però vedo che fa fatica, sto provando ad alzare i giri, ma niente, oh. Vediamo se il Cume riesce a fare qualcosa adesso. Ci sta provando il talentissimo, ci sta provando, ma... Maledura, maledura, maledura. Vediamo adesso, sta cominciando, sta spingendo il Cume, sta spingendo Veneziano. Però purtroppo il gruppo c'è, Provo uno scattino adesso. Ma non è montagna e si vede, non è montagna e si vede. Il Cume ci sta provando, c'è del Toro, sto qua uno stronzo biblico, neanche terzio, che palle. Del Toro, complimenti a Del Toro, neanche a podio, porca puttana, oh. Per carità, sono tappe collinari e ci sta, però, vabbè. C'ho Del Toro in collina a 79, cioè ragazzi, noi abbiamo con il bonus siamo andati a 70. Ti fa capire come sia impossibile, però dai, un quarto posto non male, è chiaro che... No. Sì, diciamo che sicuramente potevamo fare anche gioco di squadra, ma volevo tentare di fare una bella vuelta di comunitat valenziana. Un quarto posto che sfortunato per certi versi, perché veramente bastava uno sprint in più. Dai, però sono fiducioso per le gare, diciamo, dove ci sono le montagne, quelle vere. Se siamo in forma possiamo vincere. Vediamo anche giovanissimo sto messicano. Siamo settimi nella generale, terzi nella classifica giovani. Sono soddisfatti anche, per carità di Dio. Adesso teoricamente arriva The Final Tap in un inglese abbastanza di madrelingua. Questa dovrebbe essere una tappa, sì, quindi questa possiamo anche simularla, tanto ormai è andata. Vediamo la general, chiudiamo ottavi alla fine e terzi a livello giovanile. Adesso abbiamo la prova con la Vuelta di Andalusia, ruta ciclistica del Sol. Guardate, è tutto montagna e questa è una gara da vincere, punto e basta. C'è una tappa che voglio, c'è un giro che voglio vincere, questo ce lo becchiamo però nel prossimo video. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!